Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi parliamo, e siamo proprio sull'attualità, potremmo dire della guerra, anche se poi di fatto per il momento riguarda solamente una parte, non è una guerra mondiale, ma è comunque un conflitto che davvero sta tormentando tutta l'opinione pubblica, oltre alle popolazioni. Lo facciamo in compagnia di Claudia Sarrizzo, che è un'amica che ritrovo con grande piacere, giornalista, collega. Ciao Claudia, grazie di essere presente e di aver risposto presente all'invito. Grazie a te, ciao. Allora, con Claudia, che è grande esperta che si sta occupando anche quotidianamente di questo tema che dicevamo è sulla bocca di tutti a livello mondiale, iniziamo un po' a cercare di capire in maniera semplice, ovviamente, perché sono tanti i temi da toccare. Innanzitutto, perché si è arrivati a uno scontro del genere della Russia contro l'Ucraina, comunque un conflitto con tanto di bombe, con tanto di invasione del territorio a Kiev, con le persone che stanno scappando, ovviamente con i civili che stanno scappando. Qual è stata la molla che ha fatto scattare questa rappresaglia? Ecco, questa è una domanda che si stanno ponendo in tanti perché? Perché la guerra in una parte dell'Ucraina, che è il Donbass, che è una regione che sta nel sud-est dell'Ucraina, una regione a maggioranza russa, dove si parla russo, dove i cittadini si sentono russi e che ormai già da 8 anni questo conflitto, diciamo, questa guerra civile all'interno dell'Ucraina diciamo, è scoppiata nel 2014 quando, per farla molto breve, ha vinto un governo filo occidentale e non più filo russo. Questo ovviamente ha creato una instabilità in quell'area, in questa regione. Io farò degli esempi giusto per farvi capire, che ovviamente poi hanno delle enormi differenze, infatti poi ve le farò notare, ma con delle regioni che in questi ultimi anni hanno in Europa lo stesso avuto delle pretese, delle rivendicazioni di indipendenza. Facciamo l'esempio della Scozia o della Catalogna. Cosa succede? Il Donbass vorrebbe essere indipendente e fin qui questo doveva essere, cioè nel nostro immaginario, se facciamo il riferimento alla Scozia o facciamo il riferimento alla Catalogna, più la Catalogna per tutto quello che è successo, voglio dire, il leader che è scappato, altri che sono finiti in carcere, insomma una situazione sicuramente più burrascosa di quella scozzese. Se fosse rimasto, diciamo, semplicemente una regione che voleva autodeterminarsi, questo era sicuramente un problema esclusivamente ucraino e che non avrebbe toccato tutti gli altri paesi vicini e non solo. Il fatto che questa regione, al contrario della Scozia, al contrario della Catalogna, ha dietro la Russia. Dietro i catalani e dietro gli scozzesi ci sono soltanto i catalani e gli scozzesi, cioè nessun altro Stato europeo vuole annettere queste due regioni. Al contrario, il Donbass, costituito tra l'altro da due repubbliche al suo interno, ha due leader che si sono autoproclamati in qualche modo presidenti di queste aree e che hanno chiesto l'aiuto a Mosca perché vorrebbero essere comunque rientrare sotto l'influenza di Mosca, quasi diventare delle zone sì autonome, ma praticamente all'interno della federazione russa, che ricordiamo è una federazione, non è uno stato, diciamo, unitario. Allora, il problema quindi nasce da questo, dal fatto che una potenza mondiale come la Russia vuole annettere una parte di un paese che è un paese indipendente, un paese che non fa parte né della Federazione Russa né dell'Unione Europea, ma è un paese così definito cuscinetto, cioè quello che avevano, diciamo, un paese che aveva come funzione, è triste dirlo, nel senso che ovviamente poi l'autonomia di questi cittadini, un po' per sfortuna, per essere nati, diciamo, in quella parte del mondo,
non era piena, non era un'autonomia piena, una libertà piena, perché in quella posizione geografica, io vi invito ovviamente a guardare bene la cartina geografica per capire di cosa stiamo parlando, c'era bisogno e necessità che restassero in qualche modo neutrali, in qualche modo che non rientrassero né nell'area, come ho detto, di influenza russa, né in quella occidentale, per esempio assolutamente mai nella NATO. Gli accordi di Minsk, che sono degli accordi che erano serviti proprio a dire questo, nel senso l'Ucraina e sicuramente si sta, voglio dire, ha votato un governo sicuramente filo-occidentale che aveva magari anche delle aspirazioni, cioè quelle di entrare nell'Unione Europea, ma ma tutti quanti ci impegniamo, soprattutto in Occidente, ad evitare che questo entri nella NATO, perché un possibile ingresso della NATO dell'Ucraina sarebbe stata quasi una dichiarazione di guerra nei confronti della Russia, che assolutamente non vuole altri paesi, già ce ne sono tanti, pensiamo alla Polonia, certo. Confinanti con la Russia, che fanno parte della NATO. Cosa vuol dire fare parte della NATO? Che nel momento in cui tu sei al confine con la Russia potresti avere anche semplicemente lì i missili nucleari puntati direttamente sulla Russia. Questo non è automatico, però voglio dire è una possibilità, una cosa che ovviamente crea molta ansia. Non so se ai cittadini russi, questo non lo sa praticamente nessuno, ma sicuramente a Putin. Allora, in questi 8 anni ci siamo occupati di tutto. In questi 8 anni siamo usciti definitivamente, tra virgolette, dalla crisi economica finanziaria, quindi i paesi stavano pensando a crearsi, diciamo, un nuovo equilibrio economico all'interno di paesi che erano stati ovviamente un po' rivoluzionati da quella enorme crisi finanziaria che aveva davvero devastato le economie di Occidente e di Oriente. Ci sono stati, insomma, vari momenti anche di crisi interna in vari paesi, elezioni, situazioni insomma anche particolari sia per l'Occidente, per l'Europa, pensiamo all'America di Trump, eccetera, eccetera, sia per Putin che aveva, diciamo, da risistemare un pochettino le sue questioni interne. Poi c'è stata la pandemia ovviamente ha nuovamente creato una situazione di stallo, questo non significa che nel Donbass non si continuasse a combattere e dobbiamo ricordarci che dal 2014 comunque fino a oggi il problema di politica estera maggiore di tutti i paesi al mondo, o almeno quelli in qualche modo dell'area eurocentrica, era il terrorismo islamico. Quindi cosa succede? Che con questa enorme distrazione ci si è dimenticati che lì c'era una vera e propria polveriera. A volte si fa un po' il paragone con la Jugoslavia, si dice una Jugoslavia 2.0, non soltanto per quello che sta succedendo in questi giorni, cioè voglio dire città assediate, civili in fuga, stragi, eccetera, ma anche perché proprio è una zona dove ci sono molti interessi e dove davvero può succedere qualcosa di molto pericoloso. Però a differenza della Jugoslavia, anche lì non c'erano potenze che avevano mire di conquista, qui sì, quindi questa guerra è molto più pericolosa da un punto di vista mondiale di quella della Sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico, perché ovviamente esatto. tutti gli interessi che ruotano. Tu hai toccato alcuni punti importanti, Claudia, ad esempio le istituzioni, hai parlato della NATO, però con gli Stati Uniti che sembra che al momento vogliano fare la guerra o vogliano in qualche modo combattere diciamo così, la prepotenza di Putin e della Russia in smart working, cioè direttamente dai loro uffici e dalle loro zone. Con l'Europa, come noi intendevamo a un certo punto, l'Unione Europea, che anziché cercare il dialogo sembra che stia cercando invece di sollevare la posta o di smascherare un presunto bluff da parte di Putin. Il governo, o potremmo dire in Italia, non si riesce a prendere una posizione ben chiara. Da una parte si invoca ovviamente il ritiro delle armi, diciamo così, il cessare il fuoco, dall'altro però si sta già lavorando per poter mandare delle truppe in quella zona. Ecco, in questo modo secondo me mi pare che stiano un po' tutti navigando a vista. Allora, sono d'accordo sì e no, nel senso che
Allora, l'America si è trovata in una situazione un po' che era immaginabile, cioè un paese che a un certo punto, dopo tutte le bugie che aveva detto in precedenza, pensiamo alla guerra in Iraq, pensiamo alle famose armi chimiche di Saddam Hussein che non c'erano, eccetera, eccetera, un po' al lupo, alla fine la gente non ha creduto, e questa volta invece la CIA e Biden avevano ragione, veramente la Russia voleva attaccare, e infatti ha attaccato. Quindi questa volta ci hanno dimostrato di avere delle informazioni giuste. Il problema è che nel momento in cui tu spaventi l'umanità per decenni su cose che non esistono, poi questa volta invece il pericolo era reale, diciamo che pochi di noi hanno creduto, sia noi persone, voglio dire, semplici spettatori o opinionisti, o comunque anche se giornalisti, sicuramente non esperti come grandi analisti o come politici, ma anche, come ho detto, i grandi analisti, i politici con, diciamo, importanti incarichi, non immaginavano, ecco, non immaginavano perché comunque, come abbiamo detto, l'America ci ha altre volte preso in giro. Cosa è successo? Che non vuole, secondo me, fare una guerra in smart working. Io penso che Biden stia dimostrando, e questa forse è una sorpresa, un briciolo di saggezza, nel senso che questa è una guerra che non si sta facendo contro un paese povero del Medio Oriente, contro dei terroristi che hanno sicuramente delle armi, voglio dire, hanno ammazzato tantissimi di noi, sia in Europa che nei loro stessi paesi, ma qua stiamo parlando della seconda potenza nucleare al mondo, cioè qui non si può scherzare e con la Russia non si può entrare in guerra. O almeno non si può entrare in guerra tra potenze nucleari, perché sarebbe la terza guerra mondiale, ma soprattutto sarebbe forse l'ultima guerra. Allora, cosa succede? Che Biden sta semplicemente dicendo, e lo ribadisce ogni giorno, ogni volta che tra l'altro parla alla sua nazione, ma anche con i comunicati, quelli che si rivolgono all'Ucraina, noi aiuteremo da un punto di vista di solidarietà il popolo ucraino, quindi stanno già mandando tantissimi fondi, vi aiuteremo da un punto di, attraverso le sanzioni gravissime che stanno veramente portando al collasso l'economia russa, ma questo già nel giro di pochissime ore, ma non possiamo intervenire da un punto di vista militare perché sarebbe quello che ho appena detto. L'Europa è ovviamente sfortunata perché è lì in mezzo territorialmente, quindi si sente minacciata. Si sente minacciata anche psicologicamente perché l'Ucraina lo sente come un paese proprio, un paese europeo, un paese comunque con una cultura europea, anche se poi non fa parte della UE. È spaventata perché basta che Putin, che ricordiamo non ha nessun tipo di freno, perché non ha nessun tipo di opposizione interna. Voglio aprire una parentesi importante per spiegarvi che perché si chiama, noi ormai voglio dire commentatori, ma anche voglio dire quindi diciamo nei giornali lo definiamo zar. La differenza è che un sovrano, un re, un imperatore aveva comunque dei limiti diciamo di bilanciamenti di poteri anche nelle, diciamo, nei regni antichi, negli imperi antichi. Lo zarismo invece no, non aveva nessun tipo di bilanciamento, lo zar era veramente un sovrano assoluto, il sovrano più assoluto che sia mai esistito nella faccia della terra. Putin in questo momento perché somiglia più a uno zar che a un dittatore o a un presidente? Perché anche la stessa Cina, che è un regime, Xi Jinping non potrebbe fare quello che fa Putin, perché ha dietro un partito molto forte che potrebbe rovesciarlo, cioè potrebbe dirgli: bene, tu sei il segretario e presidente della Cina, ma stai facendo delle cose assolutamente irrazionali, pericolose per il paese, noi ti togliamo la fiducia. Lui no, lui è veramente uno che decide un giorno di avvelenare qualcuno a fianco a sé e lo fa tranquillamente senza nessun problema, perché non ha nessun tipo di opposizione interna. Quindi
Qual è il problema quindi anche nuovo? Quello che ci fa apparire tutti spaesati, che noi ci ritroviamo per la prima volta con un pazzo che ha poteri illimitati, tipo Hitler, solo che Hitler non aveva la bomba atomica, Putin sì. L'Italia, così chiudo la risposta, l'Italia sta facendo quello che può, nel senso che nelle ultime ore si è vista una grande unità da parte del governo, comunque almeno del Consiglio dei Ministri, la stessa opposizione, che poi è Giorgia Meloni, si è vista insomma appoggiare poi quelle che sono le decisioni del governo. Quando si parla di aiuti finanziari e di armi, si parla ovviamente non di inviare i nostri militari. Draghi dice inviamo i nostri militari, ma sono militari che stanno al confine, cioè sono militari che richiede la NATO, quindi che staranno al confine, cioè in Polonia e negli altri paesi che, come la Romania, che confinano quindi con l'Ucraina, e che serviranno a proteggerci in caso in cui Putin decida addirittura di invadere l'Europa, che ci viene da sorridere, però io vi ricordo che una settimana fa non si parlava di guerra, anzi stavamo quasi prendendo in giro Biden dicendo che delirava, e invece purtroppo aveva ragione. Quindi io credo che in questo caso, anzi, forse l'Occidente si sta anche comportando nell'unico modo possibile. L'unica cosa che io, scusa, sono molto prolissa, vorrei ribadire che ci stiamo facendo degli errori da un punto di vista di reazione un po' troppo da delirio di onnipotenza, nel senso che io penso che se si voglia vincere una guerra contro, come ho detto, un sovrano assoluto, lo chiamiamo così, come Putin, dobbiamo evitare che quest'uomo, che ha avuto tutto dalla vita, poteri illimitati, qualsiasi tipo di qualsiasi cosa possa desiderare un uomo nella faccia della terra, visto che è lì da 30 anni, è veramente, insomma, ha gestito ed è stato un punto di riferimento nel mondo in tante situazioni, quindi stiamo parlando sicuramente di una personalità che ovviamente è super esaltata. Ecco, dobbiamo dargli qualcosa da perdere. Cosa significa? Che se tu al tuo avversario, al tuo nemico, lo rendi talmente fragile da non avere più nulla da perdere, cioè lo attacchi su tutti i fronti, questo può davvero far precipitare la situazione in una situazione davvero critica e grave. E tu dici, sentendosi messo in un angolo, un qualunque persona, soprattutto lui che ha pieni poteri, dice ho perso, mi gioco l'ultima carta. Ecco, esatto, questa è la cosa più pericolosa ed è secondo me quello su cui l'Occidente deve stare attento, perché a volte i discorsi che vengono fatti, un po' meno dagli Stati Uniti, però veramente pericolosi quelli della Gran Bretagna. La Gran Bretagna è fuori dall'Europa, quindi terzo, diciamo, tra USA, Europa e Gran Bretagna, quindi terza voce, molto pericolosi, molto pericolosa la ministra degli esteri Truss, molto pericoloso Johnson. Dicono delle cose molto da bulli, come generalmente fanno gli inglesi, ma bisogna stare attenti. Recentemente Lavrov ha detto che ha citato la bomba nucleare o comunque le armi nucleari per risposta a quello che aveva detto la ministra Truss. Che cosa ha detto la ministra Truss? Si è permessa di dire inviamo degli uomini a combattere, inviamo uomini nostri a combattere, militari nostri. Questo sarebbe praticamente una dichiarazione di guerra del Regno Unito nei confronti della Russia. La Russia reagisce così, non sto giustificando, però insomma il Gran Bretagna dovrebbe essere molto più saggia di Putin, e quindi l'Unione Europea, con questa storia di voler far entrare in maniera lampo, con questa, diciamo, decisione affrettata o comunque poco ragionata, un po' di pancia, iniziare così, insomma, tutto quelle che sono le trattative per far entrare l'Ucraina in Unione Europea, sembra un'altra provocazione, come una provocazione la Finlandia, che è sempre rimasta paese neutro, perché sta in una posizione lo stesso pericolosa e che invece vuole entrare nella NATO. Però, per esempio, Claudia, è di questi ultimi giorni la Svizzera che smette di essere neutra, che è una notizia anche quella. Però è meno pericolosa.
Mentre la Finlandia ti sta dicendo entro nella NATO, quindi sto portando gli armamenti occidentali, te li sto portando a fianco a casa, la Svizzera che ti dice che non che bloccherà i conti, che comunque farà parte anche lei di queste sanzioni, quindi non sarà più un luogo in cui i russi potranno nascondere i propri soldi in un momento come questo, è sicuramente, voglio dire, anche questo uno schiaffone a Putin, però è una provocazione meno pericolosa, nel senso che Putin se lo poteva aspettare e voglio dire, io credo che tutti gli oligarchi e tutti coloro sapessero che Putin volesse fare questo, se è così, se qualcuno lo sapeva, perché poi non possiamo saperlo questo, si immaginavano che tutto il mondo avrebbe reagito così. Io credo che l'unica nostra speranza sia che la Cina, che in questo momento si è tenuta abbastanza timida, ha condannato ma in modo timido, possa fare lei i negoziati di pace, perché forse sono gli unici che hanno ancora diciamo, che in qualche modo possono essere ascoltati da Putin, che forse possono far ragionare Putin, e credo che siano davvero l'unica speranza per questo pianeta, perché non è una questione di essere, diciamo, drammatici o catastrofisti. Purtroppo di ora in ora la situazione peggiora e, come ho detto, stiamo parlando di un uomo che ormai è in un delirio, come credo ognuno di noi. Io credo che, senza fare psicologia spicciola, quando tu per troppi anni della tua vita hai avuto poteri assoluti, diventi così, nel senso che perdi assolutamente la ragione, la lucidità. Ecco perché dobbiamo ricordarci sempre una cosa, forse questa guerra ci insegnerà quanto è importante la democrazia e la divisione dei poteri, lo Stato di diritto, che questo periodo è spesso un po' criticato. In verità, il potere mi ricorda qualcosa. Esatto, meglio uno Stato lento che ci mette un po' a produrre le leggi, che sia magari anche un po' macchinoso, ma con dei contropoteri, perché se no si arriva a questo.